Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico. Siamo in diretta dal Pasqualino di Carini per commentare la 20ª giornata del girone A di promozione siciliana. Big match oggi nella provincia di Palermo, si affrontano Regina Mundi e Borgetto Giardinello, due squadre che stanno nella parte sinistra della classifica e hanno l'ambizione di stare agganciate al treno playoff, soprattutto per quanto concerne i padroni di casa. Ha battuto subito il corner di Regina Mundi, traversa la prima opportunità della partita e del Regina Mundi con Mustacciolo. Ci ha messo forse il pugno al minuto 9 Piccione. Tecum gioca d'anticipo, non c'è fallo, D'Amico orizzontalmente da Cardella, c'è spazio, si propone Rosone, lavora a spalla alla porta, il tocco per Cusumano, ragiona Cardella, Rosone ancora, buonissimo il tocco sotto per Cusumano che entra in aria, tiro cross praticamente su compagno che la para della manovra. Rimessa laterale Lobaido, la spizia D'Amico, arriva Alfano, si è inserito in aria Rosone, Alfano l'ha visto e l'ha pure servito, si fa trovare pronto compagno, torna ad affacciarsi in avanti al 21esimo il Borgetto. Palla orizzontale di Mustacciolo, Morales se l'aspetta, ci crede Cardella, ci crede anche Alfano che la riconquista ma se l'è allungata e poi compagni in due tempi. Poi Lobaido fa un grande recupero, Secum comincia a convincere ancora di più il Borgetto, Secum per Alfano, zona tiro alto, è mancata la conclusione precisa. Secum, Alfano 1 contro 1 con Cincotta, l'accelerata del 10 che passa, Alfano incontenibile, palla in mezzo, poi D'Amico, ancora Macaluso, opportunità, di nuovo in mezzo, respinta un'altra volta, l'occasionissima del Borgetto al 36esimo, il pallone messo dall'altra parte del campo con Antona, tiro respinto, Mustacciolo, Piccione con i pugni, Severino per Mercanti, Cincotta ancora, cross per la testa di Pirrotta, fuori di niente, al 21esimo torna ad esserci un'occasione, palla al centro, Pirrotta, 2 volte di seguito di testa, Lobaido, Alfano a sfidare Cincotta, viene dentro al campo, dialogo con D'Amico, Secum, pressato da Sanseverino, ancora D'Amico, Lobaido, zona cross, bella azione, D'Amico in mezzo, Alfano, alto, farà la punta da solo. Vedremo se la sorte sarà la stessa. In quell'occasione il pareggio del Borgetto fu sacrosanto, ma è arrivato all'ultimo secondo. E a quel pareggio contribuì anche D'Amico. Attenzione perché attaccare però il Regina Mundi. Buca Accardo, bucano tutti. E arriva il prezioso vantaggio del Regina Mundi. Ha segnato il neoentrato Polito. Anelli, Secum, Scrozzo, Alfano, Anelli, palla sul secondo palo, Rosone! Illusione del gol. Secum, tutti in the box. D'Amico, la palla arriva a Rosone. Non riesce a calciare ancora D'Amico. Rosone! Lobaido. Palla su. È l'ultima. D'Amico. Scrozzo! Fuori. Vince Regina Mundi. 1-0 dopo 8 minuti di recupero.